3 migranti ogni 1000 abitanti sono le nuove linee guida del Ministero dell'Interno decise con l'ANCI per quanto riguarda la distribuzione dei profughi. Lo ha detto il prefetto Morcone, responsabile del Viminale per la gestione di questa emergenza che in giornata era in Veneto. Fatti due conti a Bassano, che ha 43.000 residenti, ne dovrebbero toccare 130. L'appello dei sindaci che hanno già accolto, Poletto compreso, cade quindi nel vuoto. Un piano condiviso tra l'Associazione dei Comuni e noi che ci impegna a coinvolgere tutti i sindaci italiani, tutti gli 8.000 sindaci italiani nell'accoglienza naturalmente delle persone che ne hanno titolo, il che significa che in base alla popolazione residente, in base ad altri parametri, tutti sono chiamati a fare la propria parte. Si riaccende quindi l'attenzione in città su quei privati che potrebbero mettere a disposizione abitazioni o strutture per ospitare i migranti. Il piano annunciato da Alfano evidenzia il cortocircuito in atto su questo tema. I nuovi parametri vanno infatti in tutt'altra direzione rispetto a quelli utilizzati fino a questo momento. L'esempio in provincia è quello di Santa Caterina, frazione a cavallo tra Conco e Lusiana che conta 350 abitanti e dove in un ex albergo sono stati messi 40 profughi. Stando alle nuove direttive dovrebbe essercene uno. Ospita un numero eccessivo di persone rispetto alla possibilità vere, per cui evidentemente ci sono dei sacrifici. Il piano del Viminale provoca la reazione della Lega Nord. I sindaci, dice Nicola Finco, non devono essere sorpassati e soprattutto bisogna rispettare i primi cittadini che non vogliono accogliere. Ci troviamo di fronte all'arroganza del potere centrale da parte di un burocrate del Ministero dell'Interno che ci vuole dettare delle regole, che ci vuole dettare delle linee guida per nuovi profughi e nuovi clandestini sul territorio. Ovviamente la nostra posizione è quella conosciuta da tempo, quindi un forte no nei confronti di questo sistema.